Consacriamo tutto di noi a Dio ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra. Venite, adoriamo Cristo, Re, Signore degli Apostoli. Acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza, riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Venite, adoriamo Cristo, Re, Signore degli Apostoli. Varcate alle sue porte con inni di grazia, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome, poiché buono è il Signore, eterna è la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Venite, adoriamo Cristo, Re, Signore degli Apostoli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo Cristo, Re, Signore degli Apostoli. O Apostoli di Cristo, colonna e fondamento della città di Dio. Allumine il villaggio, diamine salite, alla gloria immortale. E accogliere la santa Gerusalemme nuova, la luce dell'agnello. La Chiesa che adoraste, osame la parola, vi saluta festante, ed implora fruttifichi il germe da voi sparso per i granai del cielo. Siamo nell'ode a Cristo, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Nel mondo intero si è diffuso il loro annunzio, ai confini della terra la loro parola. I cieli narrano la gloria di Dio e le opere nelle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizie. Il linguaggio è un solo
Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale. Esulta come prode che percorre la via. Sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Il mondo intero si è diffuso il loro annunzio. Ai confini della terra la loro parola. Hanno annunziato le opere di Dio, hanno proclamato le sue meraviglie. Ascolta, Dio, la voce del mio lamento. Dal terrore del nemico preserva la mia vita. Proteggimi dalla congiura degli empi, dal tumulto dei malvagi. Affilano la loro lingua come spada, scambiano come frecce parole amare, per colpire di nascosto l'innocente. Lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore. Si ostinano nel fare il male, si affondano per nascondere il tranello. Dicono chi potrà vedere. Meditano iniquità, attuano le loro trame. Un baratro è l'uomo e il suo cuore è un abisso. Ma Dio li colpisce con le sue frecce. All'improvviso essi sono feriti. La loro stessa lingua li farà cadere. Chiunque al vederli smonterà il capo. Allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che Egli ha fatto. E riporrà in lui la sua speranza. I retti di cuore ne trarranno gloria. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Hanno annunziato le opere di Dio. Hanno proclamato le sue meraviglie. Hanno rivelato al mondo la giustizia di Dio. Tutti i popoli contemplano la sua gloria. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono. Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria. Siano confusi tutti gli adoratori di Stato e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrano a lui tutti gli dei. Ascolta Sion e ne gioisce, esultano le città di Giuda, per i tuoi giudizi, Signore. Alla terra, tu sei eccesso sopra tutti gli dei. Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi. Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore, rallegrati i giusti del Signore, rende grazia al suo santo nome. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre,
hanno rivelato al mondo la giustizia di Dio. Tutti i popoli contemplano la sua gloria. Hanno proclamato la potenza del Signore. Dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, ognuno ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, quanto si richiede negli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però poco importa di venir giudicato da voi o da un consesso umano. Anzi, io neppure giudico me stesso, perché anche se non sono consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Queste cose, fratelli, le ho applicate a modo di esempio a me e ad Apollo per vostro profitto, perché impariate nelle nostre persone a stare a ciò che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio a favore di uno contro un altro. Chi dunque ti ha dato questo privilegio? Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come non l'avessi ricevuto? Già siete sazi, già siete diventati ricchi, senza di noi già siete diventati re. Magari foste diventati re, così anche noi potremmo regnare con voi. Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli Apostoli, all'ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo diventati spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo, noi deboli, voi forti, voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo schiaffeggiati, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati benediciamo, perseguitati sopportiamo, calunniati confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri, perché sono io che vi ho generato in Cristo Gesù, mediante il Vangelo. Vi esorto dunque, fatevi miei imitatori. Non vi chiamo più servi, ma amici. Tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. A voi è dato di conoscere i misteri del Regno. Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Dal commento sul Vangelo di Giovanni di San Cirillo d'Alessandria Vescovo. Nostro Signore Gesù Cristo stabilì le guide, i maestri del mondo e i dispensatori dei suoi divini misteri. Volle inoltre che essi risplendessero come luminari e rischiarassero non soltanto il paese dei Giudei, ma anche tutti gli altri che si trovano sotto il sole e tutti gli uomini che popolano la terra. È verace perciò colui che afferma: nessuno può attribuirsi questo onore, se non chi è chiamato da Dio.
Nostro Signore Gesù Cristo ha rivestito gli Apostoli di una grande dignità a preferenza di tutti gli altri discepoli. I Suoi Apostoli furono le colonne e il fondamento della verità. Cristo afferma di aver dato loro la stessa missione che ebbe dal Padre. Mostrò così la grandezza dell'apostolato e la gloria incomparabile del loro ufficio. Ma con ciò fece comprendere anche qual è la funzione del ministero apostolico. Egli dunque pensava di dover mandare i Suoi Apostoli allo stesso modo con cui il Padre aveva mandato Lui. Perciò era necessario che lo imitassero perfettamente e per questo conoscessero esattamente il mandato affidato al Figlio del Padre. Ecco perché spiega molte volte la natura della sua missione. Una volta dice: «Non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori alla conversione». Un'altra volta afferma: «Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Infatti Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Riassumendo perciò in poche parole le norme dell'apostolato, dice di averli mandati come egli stesso fu mandato dal Padre, perché da ciò imparassero che il loro preciso compito era quello di chiamare i peccatori a penitenza, di guarire i malati sia di corpo che di spirito, di non cercare nell'amministrazione dei beni di Dio la propria volontà, ma quello di colui da cui sono stati inviati, e di salvare il mondo con il suo genuino insegnamento. Fino a quel punto gli Apostoli si sono sforzati di segnalarsi in tutto. Ciò non sarà difficile conoscerlo se si leggeranno anche solo gli Atti degli Apostoli e gli scritti di San Paolo. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. Il vostro frutto rimanga. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Il vostro frutto rimanga. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore, o eterno Padre, tutta la terra
Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, perché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'auto convinto, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo è il mio comandamento, che vi amiate Gli altri, come io vi ho amato. non c'è amore più grande di questo, dare la vita per gli amici. Benedite opere tutte del Signore, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore, il Signore. Benedite cieli, il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite piogge rugiade, il Signore. Benedite oventi tutti, il Signore. Benedite fuoco e calore, il Signore. Benedite freddo e caldo, il Signore. Benedite rugiada e lumina, il Signore. Benedite cielo e freddo, il Signore. Benedite ghiacci e nevi, il Signore. Benedite notti e giorni, il Signore. Benedite luce e tenebre, il Signore. Benedite fulgori e nubi, il Signore. Benedica la terra, il Signore, l'amore e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline, il Signore. Benedite creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. Benedite sorgenti, il Signore. Benedite mari e
Sarete miei amici se fate quel che vi comando, dice il Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Ani e cetre ricantino, gloriamo il suo popolo, corona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giaciglii. Le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tali nelle loro mani. E la vendetta tra i popoli e le genti, stringere in catene i loro capi, i loro nobili ceppi di ferro. Per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. sarete miei amici se fate quel che vi comando, dice il Signore. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo. Faranno ricordare il tuo nome, Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Gerusalemme del cielo, tuo fondamento sono i 12 apostoli, tua luce è l'agnello. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso nell'epoca dei suoi santi profeti di un tempo. Salvezza
Dio nostro Padre, per mezzo degli Apostoli, ci ha fatti eredi del regno dei cieli. Riconosciamo tutti i suoi benefici acclamando. Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli. Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmessa a noi dagli Apostoli. E il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà vita. Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola preparata a noi dagli Apostoli. E il Vangelo del tuo Figlio, che ci illumina e ci conforta. Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa costruita sul fondamento degli Apostoli. Il tuo Tempio Santo ci unisce in un solo corpo e un solo spirito. Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata al ministero degli Apostoli. E il lavoro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica da tutte le nostre colpe. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. o Dio, che per mezzo degli Apostoli ci hai fatto conoscere il tuo mistero di salvezza, per intercessione dei santi Simone e Giuda, concedi alla tua Chiesa di crescere continuamente con l'adesione di nuovi popoli al Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che, docile all'azione dello Spirito, io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te corriamo e per quanti a te ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Canto a pagina 92. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la grata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Gesù Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli
accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che per mezzo degli Apostoli ci hai fatto giungere alla conoscenza del tuo nome, per intercessione dei santi Simona e Giuda, concedi alla tua Chiesa di crescere sempre con adesione di nuovi popoli alla fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli Apostoli e dei Profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno a giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa dei santi Simone e Giuda, apostoli. Il primo era soprannominato Cananeo o Zelota, forse perché aveva militato nel gruppo degli Zeloti. Però dagli evangelisti Matteo e Marco è chiamato Cananeo. Secondo gli apostoli oggi è Giuda, l'altro chiamato anche Taddeo, figlio di Giacomo. Nell'ultima cena interrogò il Signore sulla sua manifestazione ed egli gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. I 12 sono un gruppo abbastanza eterogeneo, con qualche elemento perfino poco raccomandabile. Gesù non ha chiamato persone pie, o con cariche religiose, o esperte in Sacra Scrittura, o potenti. Gesù li sceglie così come sono, con i loro limiti e i loro difetti. Non sono i 12 che si propongono, ma è Gesù che li chiama. Origine di ogni chiamata è l'iniziativa e l'amore gratuito di Dio. Lo scopo della chiamata e dell'invio è l'annuncio ai fratelli, non di ciò che si è sentito dire, ma di ciò che si è vissuto e sperimentato in prima persona. L'intimità con Gesù precede, motiva, determina la missione. Essere con Lui più che un punto di arrivo, è un costante punto di partenza per una sequela sempre più stretta.
Dunque dobbiamo ringraziare Dio per la testimonianza interrotta dei 12 nella Chiesa, canale privilegiato attraverso il quale ascoltiamo la parola di Dio che ci salva. E anche dobbiamo ringraziare per i compagni di strada nel nostro itinerario nella fede, quelli che ci hanno preceduto e quelli che oggi camminano accanto a noi, condividendo con noi fatica e speranza. Dobbiamo pregare e chiedere di non essere sordi alla chiamata che ognuno di noi riceve per lasciare a Dio lo spazio per i suoi progetti su di noi e sui nostri fratelli. Dobbiamo chiedere la capacità di essere attenti e fedeli a entrambe le dimensioni, personale e comunitaria, di questa chiamata. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Così ci ha detto Gesù. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, in Cristo siamo diventati familiari di Dio, pietre vive di un unico edificio spirituale. Ben saldi nella fede degli Apostoli, eleviamo la nostra supplica dicendo: Dimora in noi, Signore, col tuo Spirito. Dimora in noi, Signore, con il tuo Spirito. Perché la Chiesa, con umiltà e pace, manifesti la presenza viva del risorto fra gli uomini. Preghiamo. Dimora in noi, Signore, con il tuo Spirito. Perché i cristiani siano irradiazione del Vangelo nel mondo e la storia della salvezza diventi storia di tutta l'umanità. Preghiamo. Dimora in noi, Signore, col tuo Spirito. Perché i pastori e i laici collaborino a far crescere in armonia e santità l'edificio della Chiesa e l'intera famiglia umana. Preghiamo. Dimora in noi, Signore, col tuo Spirito. Perché gli edifici di culto siano mete dello Spirito e facilitino l'incontro personale con Dio. Preghiamo. Dimora in noi, Signore, col tuo Spirito. Perché nel cuore dei fedeli l'orazione scorra come un fiume silenzioso e benefico, a lode di Dio e a vantaggio dell'umanità. Preghiamo. Dimora in noi, Signore, col tuo Spirito. Dio Padre, nella gioia di essere concittadini dei santi e tuoi familiari, esprimiamo il nostro rendimento di grazie in unione con Cristo, nostra pietra angolare, che vive con te nella gloria per tutti i secoli dei secoli. Canto a pagina 28. Alleluia.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Nel glorioso ricordo dei santi apostoli Simone e Giuda, ti preghiamo, Signore, di accogliere le nostre suppliche e di condurci a celebrare degnamente i santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore eterno, Tu non abbandoni il Tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che Tu stesso hai eletto vicari del Tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Santo sei Tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la resa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio. Diventino per noi. E Giuda Taddeo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, e unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Ecco agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua presenza, ma di soltanto una parola
Accanto a pagina 46. Perché l'amore cresca in voi, ho messo la mia vita a servizio della vostra, perché la vita abbondi in voi, con amore infinito vi ho amati, dice il Signore, con amore sincero vi amerete, amici miei. Ho messo le mie mani sugli occhi di chi è cieco, perché la luce splenda in voi. Ho messo i miei piedi sui passi di chi è solo, perché la gioia nasca in voi, con amore infinito vi ho amati, dice il Signore, con amore sincero vi amerete, amici miei. Preghiamo. O Signore, che ci hai colti alla tua mensa nel ricordo della passione dei santi apostoli Simone e Giuda, per il tuo Spirito operante in questi misteri confermaci sempre nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. A pagina 154.